di fondazione. Grazie a tutti voi della presenza, un doveroso ringraziamento a Monsignor Ivan Bettuzzi che ci concede sempre la possibilità di questo acusticamente bel oltre posto, oltre che sicuramente un posto grande perché è la Chiesa. Grazie al Presidente, buonasera al Presidente della sezione di Udine, al Vice Sindaco di Codroico Trevisan, assessore, e abbiamo anche la fortuna di avere un ex generale per Vicenza che ha comandato qui a Codroico e anche l'attuale comandante del battaglione Vicenza che arriva dall'Aquila, perché il battaglione adesso è funzionante, operativamente funzionante all'Aquila, per cui fu da quarta, come si suol dire, fuori dalla porta. Solo che iniziamo, poi magari vi racconterò qualcosetta di cosa avverrà in questi giorni, per cui chiamerei il coro, che è il nostro coro, per iniziare questa sera. Come sempre mi sono dimenticato di qualcuno, il generale Casalotto, che comunque è di casa perché abita qui a Codroico ed è fortunatamente per noi il nostro socio. Così ad incontrare di tutto. Buonasera a tutti, a nome del coro sezionale a Udine, gruppo di Codroico. Grazie per la vostra numerosa presenza, ringrazio anch'io tutte le autorità qui presenti, che non enumero, è un grande piacere, un grande onore per noi aprire questi 3 giorni di festeggiamenti per il 95esimo del gruppo di Codroico e aprire questa rassegna dedicata a Augusto Massarotti e ancora l'obbligo naturalmente di salutare anche il coro che si esibirà dopo di noi, l'Ottetto di Treviso, a cui va il nostro sentito grazie per aver accolto il nostro invito. Veniamo dunque alla nostra esibizione che, essendo dedicata appunto in primis al gruppo Alpini di Codroico, sarà incentrata su brani della tradizione alpina e di montagna con l'aggiunta di qualche pezzo d'autore. Iniziamo con un brano che esprime al meglio la bellezza del cantare insieme. Cantare riesce a sollevare gli animi turbati, a dare speranza a quelli afflitti, a creare una comunità coesa, fondata su saldi principi. Di Marino Paladino, amici miei.
eseguito soprattutto dalle bande musicali alpine, spesso durante le sfilate. Lo usiamo spesso nelle nostre rassegne corali come brano d'apertura, visto il suo contenuto. Si tratta di un invito esplicito a liberare la strada perché passino i soldati, ma è al contempo un invito ad aprire i propri cuori perché tutti possano sentirsi parte dei sentimenti di questi soldati pronti a sacrificarsi per la patria, per la propria famiglia e per la pace. Nella romanizzazione di Gianni Malatesta, Aprite le porte. Svoltasi dal 28 ottobre 1940 al 23 aprile 1941, la campagna di Grecia, come è noto, rappresentò una vera e propria tragedia per la divisione alpina Iulia che in quei pochi mesi subì perdite devastanti. Si parla di oltre 10.000 uomini tra morti, feriti e prigionieri. La resistenza greca, che aveva bloccato sui monti l'avanzata italiana, aveva mutato la battaglia in una logorante guerra di posizione. E tra questi monti il Golico fu più volte conquistato e perduto, soprattutto nel marzo 1941, purtroppo con numerosi morti tra gli alpini dei battaglioni Tolmezzo, Gemona e Cividale. In questo brano di Beppe Marzi, l'alpino, conscio che qualsiasi azione potrebbe essere l'ultima, rivolge un pensiero alla madre, colei che potrebbe perdere il figlio da un momento all'altro, e prega la Madonna di dare a lei la forza di piangere senza disperazione. Di Carlo Geminiani e Beppe De Marzi, il Golico.
nel medesimo scenario della campagna di Grecia. Una piccola gola nei pressi del Monte Golico sorgeva il villaggio di Perati, bagnato da un affluente del fiume Goliussa. Perati era un luogo solo in apparenza secondario, perché il ponte che superava quel fiume segnava allora il confine fra Albania e Grecia ed era pertanto zona strategica dal punto di vista militare. Presso il ponte di Perati, perso e riconquistato più volte, la Iulia fu impegnata in aspri combattimenti, subì gravi perdite, ma il sacrificio degli alpini permise ad altre forze dell'esercito italiano di scappare e trovare rifugio in Albania, prima di essere a loro volta massacrate dai greci. Il brano che eseguiremo, dalla melodia molto semplice, nacque proprio in quegli anni drammatici, per non dimenticare il dramma consumato sul ponte di Perati, dove a prezzi di tante giovani vite venne infine piantato il tricolore nell'armonizzazione di Efrem Casagrande sul ponte di Perati. Facciamo ora un passo indietro per fare memoria della Prima Guerra Mondiale. Sul finire del 1917, come noto, dopo la ritirata di Caporetto, le truppe italiane erano riuscite a fermare sul Piave l'avanzata degli austriaci, che di conseguenza pensarono di puntare al Monte Grande, dove un eventuale sfondamento avrebbe liberato la strada verso la pianura padana. Dopo oltre un mese di battaglia, consumatosi dal 13 novembre al 21 dicembre
Le posizioni furono tuttavia mantenute e l'offensiva austriaca definitivamente bloccata. In quelle fredde notti di novembre, sotto la gelida pioggia, in mezzo al fango, privati talvolta del cibo, eroico fu l'apporto dei nostri soldati, in particolare dei ragazzi del 99, giovani diciottenni che contribuirono strenuamente alla difesa del monte e che più avanti avrebbero partecipato alle nuove offensive sino alla vittoria finale. A loro, e a chi come loro persero la vita in quei tragici giorni sul campo, è dedicata questa canzone di Sabino Toscano, Neve Rossa.
il vero e proprio inno al valore di sentimenti puri, di immagini e di vicende passate, capaci di rimanere nel presente e nel futuro. Forse col tempo le esperienze negative passeranno, forse rimarrà la bellezza, rimarranno le emozioni, rimarranno i suoni e gli sguardi che ci hanno cresciuto e ci hanno donato una vita migliore. Di Gianfranco Salatin, musicato da Giorgio Susano, resterà la luce. Il prossimo brano fa memoria della triste storia del tenente degli alpini Italo Stagno, medaglia d'oro al valore militare, che dopo essere stato fatto prigioniero nel massacro del Don sarebbe morto in un campo di prigionia sovietico nel 1946. Le parole sono tratte da una composizione poetica che lo stesso Italo Stagno scrisse su un taccuino di appunti e che giunse fino a noi grazie al tenente medico Enrico Reginato, che gli rimase accanto sino all'ultimo respiro. Si tratta del grido di un prigioniero di guerra, non un grido disperato, ma un grido di speranza rivolto a Dio. Un messaggio quanto mai attuale in un mondo, quello di oggi, ancora lacerato dalle sofferenze della guerra. Di Italo Stagno, musicato da Mario Lanani, Finché la notte.
giunto al termine della nostra parte del concerto. Abbiamo cantato finora con l'alpinità, in particolare nel ricordo del dramma della guerra come monito per tutti, ma lo sappiamo, alpinità è anche e soprattutto sinonimo di gioia di stare insieme, così per questi momenti di forte intensità emotiva vogliamo congedarci con un brano dal tono più leggero, schierato, Strada ferrata, tratto dal repertorio popolare Tristi, e facendo di nuovo i nostri migliori auguri al gruppo di Codroibo per il 95esimo e lasciando poi lo spazio all'Ottetto Anna Treviso. Vi ringrazio di cuore ancora per i vostri applausi e la vostra attenzione. Arrivederci alla prossima. concerto con i ragazzi delle scuole medie di Codroibo, elementari di Cammino al Tagliamento. È piaciuto molto ai bambini, ma piace a tutte le età. È un brano che fa presa,
noi proviamo a cantare tanti brani molto complessi, però questo brano che è così semplice eppure prende veramente molto bene. E niente, ecco, adesso vi ringrazio appunto di nuovo per i vostri applausi ed è il momento di accogliere l'Ottetto Ana di Treviso. Buonasera e grazie per la calorosa accoglienza. Davvero, ci presentiamo qui dinanzi a voi col cuore pieno e denso di emozioni, provate sentendo il coro Ana Codorpo, il coro della sezione, che davvero ci ha emozionato tanto. E siamo, oltre che orgogliosi di essere qua con voi questa sera, davvero felici di poter condividere questa bellissima serata che avete aperto in modo bellissimo. Davvero grazie. Permettetemi solo di ringraziare tutte le parti che si sono messe assieme per poter organizzare questa serata corale. Innanzitutto il gruppo Alpini di Codroipo che festeggia il 95esimo e davvero siamo onorati di poterlo festeggiare assieme. Ma non solo, c'è anche il 40esimo del coro della sezione Ana di Udine e quindi ancora di più un momento importante. Noi ne compieremo 10 il prossimo anno, quindi in termini di naia 30 anni di stecca abbiamo ancora di strada da fare. Siamo anche onorati di far parte dell'8° raduno alpini del CAR, del Casello di Codroipo, e ringraziamo soprattutto chi ci ha potuto ospitare in questa stupenda chiesa, questo stupendo uomo che ha davvero
sembra costruito per poter trasportare le emozioni che le voci possono lasciare andare fuori. E quindi grazie anche Emilio che ci ha aperto le porte. Con un sentito e figurato abbraccio vogliamo abbracciare tutti quanti per l'opportunità che ci date questa sera. Grazie. Siamo in intimità, siamo anche un pochini noi, quindi vi chiediamo di avvicinarvi, di aprire le orecchie e soprattutto il cuore. Noi le emozioni ce le metteremo tutti e speriamo di arrivare e di lasciare qualche piccolo segno, magari nei prossimi giorni vi ricordi di una bella serata. Quello sarà il grazie più bello che ci darete. Cominciamo con questo percorso. Il cappello alpino e la sua inconfondibile penna. Sul tema della giornata nazionale di Biella, alpini portatori di speranza. Lo striscione degli alpini di Treviso recitava: il cuore che spera ha una penna nera, più che mai in linea con il giubileo della speranza. Non possiamo raccontarvi cosa significa per noi speranza. Cominciamo tanto col dire che la vita stessa è speranza. Dal testo di Erika e Salvatore Mineo, interpretato da Fiorella Mannoia, a Sanremo 2017. Che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita, è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testata, se cadi ti aspetta. Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Siamo eterni, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà.
la speranza, quella che nasce da un sorriso sincero, che dona freschezza al cuore. E allora, con un pensiero di padre Nicola Vujicic, il quale scrive: agli occhi degli altri può sembrare un'arma eterna, ma agli occhi di Dio tu sei una stella. A voi, di Antoine de Saint-Exupéry, Le stelle. Capitolo 16, tratto dall'opera Un piccolo principe. Quando tu guarderai il cielo nella notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai tu solo delle stelle che sanno ridere. E quando ti sarai consolato, ci si consola sempre, sarai contento di avermi conosciuto, sarai sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me e aprirai a volte la finestra, così, per il piacere. E i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo.
La speranza, quella che muove ad imprese che per di più sembrano impossibili. Apollonio Carvaio del movimento dei focolari. Portare la speranza nel nostro sguardo mentre contempliamo ciò che ci aspetta è un atto di ottimismo, un riconoscimento del fatto che nonostante le sfide e le incertezze c'è sempre la possibilità di rinnovarsi. La speranza non è la cieca convinzione che tutto sarà perfetto, ma la convinzione che possiamo fare la differenza. È la forza motrice che ci spinge a continuare e a innovare e a sognare. Quando crediamo in un futuro migliore, condividiamo questa visione con coloro che ci circondano, ispirandoli a credere e ad agire positivamente. È una scintilla che aspetta di accendere il nostro potenziale. Quando accendiamo la fiamma della speranza, accendiamo anche la fede e l'amore. In definitiva, la speranza è un invito all'azione. La speranza, figlia di chi dona se stesso. Papa Francesco, nell'udienza concessa alle penne nere in Vaticano nel febbraio del 2022 per il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Elveti. Non siete rimasti spettatori durante i momenti più difficili, siete stati e siete coraggiosi protagonisti
protagonisti del tempo che vivete. Questa concretezza nel servire, anima del vostro sodalizio, è Vangelo messo in pratica. A me colpisce la tenerezza del cuore alpino, un uomo forte, ma nei momenti della vita più forti viene quella tenerezza. Forti ma teneri. Non si è alpini per se stessi, ma per gli altri e con gli altri. Oggi, nel soffocante clima di individualismo che rende indifferenti molti, c'è bisogno di ripartire da qui, di ritrovare l'entusiasmo di prendersi cura degli altri. La vostra testimonianza è storica e attuale. La speranza, quella che sopravvive davanti ad un piatto vuoto, quella che nemmeno la fame riesce a sconfiggere. La speranza di Gianni Rodari. Se io avessi una botteguccia fatta in una sola stanza, vorrei mettermi a vendere 6 cose. La speranza. Speranza a buon mercato. Per un soldo ne darei ad un solo cliente quanto basta per 6. E alla povera gente che non ha a campare darei tutta la mia speranza senza fargliela pagare.
La speranza di chi è stato custode della speranza fatta carne. Papa Francesco, udienza generale in Aula Paolo VI, mercoledì 15 dicembre 2021. Cari fratelli e care sorelle, buongiorno. San Giuseppe, il suo ruolo nella storia della salvezza e il suo essere giusto e sposo di Maria. Oggi vorrei prendere in esame un altro aspetto importante della sua figura, il silenzio. Tante volte oggi ci vuole il silenzio. Il silenzio è importante. A me colpisce un versetto del libro della Sapienza che è stato letto pensando a Natale e dice: quando la notte era nel più profondo silenzio, lì la tua parola è discesa sulla terra. Il momento più silenzioso Dio si è manifestato. I Vangeli non ci riportano nessuna parola di San Giuseppe di Nazareth, niente, non ha mai parlato. Non significa che egli fosse taciturno, no, c'è un motivo profondo. Con questo suo silenzio, Giuseppe conferma quello che scrive Sant'Agostino. Nella misura in cui cresce in noi la parola, il verbo fatto uomo, diminuiscono le parole.
E per finire, la speranza, quella che tutti noi poniamo nelle generazioni future. Dedichiamo la conclusione della nostra serata ai bambini e a tutti coloro che hanno cura del bambino che c'è in noi. Da un'intervista del 13 maggio 2022 alla psichiatra e psicoterapeuta Adelia Cattini, esperta in psicoanalisi di bambini e adolescenti. È nel DNA delle fiabe avere una lezione morale forte, la lotta tra il bene e il male, l'amore e la separazione, il perdersi ed il ritrovarsi, l'amicizia e l'invidia, la generosità e la gelosia. Nelle fiabe sono presenti tutti i sentimenti umani, rappresentati ognuno da un personaggio. I protagonisti troveranno sempre una soluzione e la strada per tornare a casa, la casa fisica e la casa interna, il luogo dei sentimenti, della sicurezza e dell'amore. Le fiabe insegnano ai bambini che il bene trionferà sempre e, mentre questo potrebbe non essere vero negli aspetti del mondo reale, la lezione è semplice e importante. Sii l'eroe, non il cattivo. Impara a sperare prima e ad adoperarti per il meglio poi.
abbiamo azzeccato il coro ospite, vero? Salire qui e chiederei all'Univa, Monsignor Iva, un per altre 10, E dopo la splendida omelia del coro di Treviso, ci vorrebbe solo il credo in questo momento. Bravissimo. Dovendo scegliere un aggettivo per questa sera, io riesco a dire soltanto sorprendente. È stata una serata sorprendente sotto tutti i punti di vista, sia per la qualità altissima delle esecuzioni, sia per la scelta intelligente dei testi e sia anche per le imprevedibilità poi di tanti interventi che hanno trasformato una serata che potrebbe essere una serata di anniversario, e non uso le parole a caso, in un giubileo, perché il tema della speranza, che è stato così ben orchestrato, anche nella scelta di far parlare tutti i coristi, nessuno escluso, nella scelta di testi che hanno dato contenuto a questa serata, e io credo che questo abbia risvegliato il senso profondo del movimento, dell'associazione, l'appartenenza degli alpini. Io a un certo punto ho avuto questa distrazione. Ho pensato che voi alpini avete una grande responsabilità. Voi siete quella scatola nera che riesce a restituire anche in mezzo ai drammi, come quello di un aereo che cade. In questo momento noi siamo in un tempo in cui stanno precipitando fragorosamente tanti valori, stanno precipitando fragorosamente tanti principi conquistati con il sangue dalle generazioni che voi state ricordando. E noi siamo fortemente impressionati dalle immagini e rischiamo di dimenticare i suoni della guerra, i suoni delle voci di chi si sente morire e pensa al dolore di una madre che sta altrove, il suono del vento, il calpestio della neve. Credo che quello che il canto trasmette è la profondità del dolore, è l'assurdità della guerra quando la cominci a narrare biografia per biografia. E dentro le parole e dentro le melodie che abbiamo ascoltato questa sera c'è tutta la risonanza drammatica e paradossalmente anche poetica del dolore. Io credo che questo serva oggi, non fare retorica con tanti discorsi che poi confermano l'orrore, ma richiamare la profondità del valore della vita umana, che è fatta di sentimenti, è fatta di sensazioni, è fatta di memorie, di bisogno di tramandare un frammento di una vita che ti sta scorrendo fra le dita, che sta finendo. Ecco, solo questo io credo che riuscirà a fermare quella follia che sembra aver in qualche modo stordito il mondo, macinando oggi quello che si sperava fosse soltanto una narrazione del passato. Quindi io credo che l'anniversario che stiamo celebrando, il doppio anniversario, che celebriamo a Codroico in questi giorni, lo splendido contributo degli amici di Treviso abbia un grande valore di un'attualità sorprendente che dice che voi siete non soltanto importanti, in questo momento siete necessari se vogliamo fare veramente una cultura della pace. Quindi grazie per tanto lavoro che c'è dietro questa serata, per l'intelligenza con cui avete scelto i testi
e per l'emozione forte che ci ha riaperto il cuore questa sera. Grazie. E chiederei anche al Vice Sindaco se un saluto. Buonasera a tutti, grazie al coro sezionale ANA di Udine e grazie al tetto di Treviso per questa serata meravigliosa. E questa ricorrenza che è importante, che è molto sentita dagli alpini, che cercano di non far trasparire tutte le emozioni, ma insomma sono stati mesi di lavoro intenso sia per il coro che per il gruppo di Codroipo, che ora abbiamo tanto atteso e si concretizzano in queste giornate, e attraverso la voce dei cori penso che tutti quanti ora siamo contagiati da questa emozione che non ha bisogno di tante parole, come nella marca, no? Nello stile degli alpini, ma si tramuta immediatamente in un'azione, che sia il canto, che sia picchettare un'area di parcheggio, come è successo in questi giorni, che sia allestire perché tutto sia accogliente, si crei subito l'aria di festa, si crei subito il piacere di stare assieme. E grazie, Codroipo è orgogliosa di avere realtà, persone così che operano per il bene della nostra comunità. E grazie ancora. Presidente, tocca a te, Presidente della sezione degli alpini di Udine. Buonasera anche da parte mia. Allora io posso soltanto dire che tutte le nostre canzoni, a parte quelle che abbiamo ascoltato stasera, sono tutte preghiere, dalla prima all'ultima, perché tutte hanno un fondo di spiritualità. Ma io vi vorrei chiedere una cosa, di alzarvi in piedi un attimo, per fare una preghiera a quei tre ragazzi, quei tre carabinieri che oggi abbiamo fatto l'esame. Grazie. Io ricordo anche, che l'ho già detto in altre occasioni, che il Corpo degli Alpini nel 2019 ha ricevuto un premio, una menzione, da parte del Comitato Internazionale dei Premi Nobel per la Pace. E ci hanno detto che noi, come associazione Dharma, siamo portatori di pace. Ed è questa una cosa che pochi lo sanno, anche perché noi come sempre lavoriamo e non parliamo poco e lavoriamo molto, questo progetto non volevo facile, però questo è quello che noi siamo, portatori di pace, e diamo il nostro contributo per stare sempre vicino alla nostra gente. Grazie agli amici di Treviso con cui noi siamo gemellati, per cui è stata veramente una sorpresa. Questo tempo ho mandato un messaggino al vostro Presidente che mi ha risposto subito dicendo sì, è vero, siete veramente bravi, siete veramente bravi. Grazie a tutti. Come
come si costuma normalmente uno scambio di gagliardetti, di doni, insomma, fra i due tori. C'è una cosa veloce. Comunque non andate via perché sapete benissimo che poi in qualche canzone la facciamo assieme. Prego, Presidenti o chi per esso. Lasciamo il gagliardetto nostro del gruppo al coro. Grazie. Ci eravamo già visti, ci siamo rivisti e ci torneremo a vedere. Anche noi, vede che nel video, oltre a casa dell'Aurora, che piace anche a stare, qui anche sulla per cui accaduto un simbolo che siamo il nostro ricordo. È piccolo per me. Va bene. Sì. Non ci siamo sono tutti sempre noi nella sezione e sono tutte le campane quindi si è curato il gesto è il maestro.
Iniziamo con Lino Megazzini, ringraziamo il caldo, veramente il calore che ci ha messo questa sera. Grazie. Noi partiremo alle 17 dalla piscina in corteo, ascoltati dalla fanfara degli ex della Brigata Giulia, percorreremo via Friuli, via Roma, qui davanti alla piazza, via Candotti, andremo al monumento ai caduti a deporre il certo floreale, ritorneremo e poi ritorneremo qui in chiesa
per la Santa Messa, per cui vi aspettiamo tutti a vederci sfilare. Non domenica, e dopo la messa, sì, scusi. E domenica invece partiremo, penso, verso le 11:30, così, dal polisportivo. Faremo via circonvallazione sud fino alla rotonda Cadotto, per capirci, via Cadotti, un'altra volta in piazza, tutta la via della piazza qui, via Roma, e finiremo in caserma 29 ottobre, dove c'era il carro. Saremo accompagnati da 3 fanfare, per cui insomma una bella confusione, speriamo di farla. Ok, grazie, a domani e a domenica.